Siamo con Iole Cerminara. Iole, come è avvenuto il passaggio dalla musica classica alla musica lirica, alla musica leggera, alla musica pop? Beh, in realtà non c'è stato mai un passaggio vero e proprio. Io ho sempre coltivato la passione per la musica in quanto musica, quindi ho ascoltato sin da piccola musica classica, musica leggera, scegliendo quello che più mi piaceva, mi emozionava. Quindi sono sempre stata affascinata sia dal mondo della musica pop che dalla musica classica, per questo che poi ho iniziato a fare un percorso di studi classici in conservatorio, ma contemporaneamente ho coltivato questa mia voglia comunque di esprimere quello che avevo dentro, e quindi da lì la mia espressione, che diventa canzone, l'ho portata sempre di pari passo insieme con lo studio del canto. E tu negli ultimi anni hai fatto diverse tournée all'estero, Corea del Sud, Giappone. Come ti hanno influenzato queste culture diverse dal punto di vista proprio musicale? Beh, musicalmente loro sono veramente un mondo lontano dal nostro, hanno tradizioni, culture molto diverse. È affascinante avvicinarsi, cogliere il particolare, quello che di bello e di quello che ci può affascinare di più. Di certo questo in me c'è stato. Non credo che ci sia ancora un'influenza proprio di quello che ho ascoltato, parlo dell'Oriente, nelle mie canzoni. Mi ha affascinato molto però del loro mondo, il grande rispetto che comunque hanno verso il nostro mondo, quindi verso la cultura occidentale. Abbiamo avuto un'accoglienza calorosissima in Oriente ed è stata un'esperienza grandiosa, veramente di vita.